Arriva il Premier Renzi e Mestre si blinda. Il Presidente del Consiglio inizia dal Veneto, in particolare da Mestre, il suo tour elettorale a sostegno dei candidati del centro-sinistra. L'appuntamento è al Teatro Toniolo, in pieno centro, è più facilmente controllabile. L'area è circoscritta, gli accessi della piazzetta saranno sorvegliati, massimo il dispiegamento delle forze dell'ordine anche con agenti in borghese. Sarà una toccata e fuga del Presidente del Consiglio, perché poi mi pare di capire che debba andare in Liguria a fare lo stesso, continuare il tour elettorale, per cui non avrà molto tempo da dedicarsi, ma quel poco tempo ce lo dedicherà con molta energia. Un'ora per arringare dal palco del Toniolo veneziani e mestrini affinché scelgano nel segreto dell'urna di votare il candidato a sindaco di Venezia e il presidente della regione Veneto del centro-sinistra, rispettivamente Felice Casson e Alessandra Moretti. Casson, che a poche ore dall'arrivo del Premier ha aperto un punto di ascolto in piazza Donatori di Sangue, cerniera tra il Salotto Buono di piazza Ferretto e una parte più degradata della città. Un'occasione è quella dell'arrivo del Premier per parlare del caso Venezia con il suo quasi predissesto di bilancio. C'è stata una disponibilità molto ampia, direi, a lavorare assieme e sappiamo già quali sono i temi delicati, le note dolenti, quindi ne parleremo pubblicamente. Non che il Premier sia digiuno sull'argomento, ma di certo ci si aspetta qualche impegno fattivo davanti agli stessi elettori. Certo che soprattutto da un punto di vista normativo c'è bisogno comunque di un aiuto da parte del governo e da parte delle istituzioni europee. Questa è la nostra intenzione, domani avremo questo incontro molto importante col Presidente del Consiglio e poi anche con l'Unione Europea per riaprire una strada nuova. Un Casson affiancato dai capilista delle liste a lui collegate dal partito per una campagna elettorale che entra sempre più nel vivo, toccando i temi caldi del momento e particolarmente cari ai veneziani. Deve tornare a essere una città vitale e quindi il primo aspetto da garantire e da rinforzare è quello del lavoro sotto i due punti di vista, quello del lavoro indipendente, autonomo, imprenditoriale e anche dall'altra parte il lavoro dei dipendenti. E in secondo luogo c'è la questione della sicurezza.